paura, dove stantini seria, tuo cantimbro fasone, pennato su mese sette, pennato su mese sette. Sant'Antonio a paura e ci mostra zorre mia e fai io sabressone e a corpos de poete e che pane vintolau e che pane vintolau. E che pane vinturau e a corpos de poete e ci gusti zorre mie. Sì, una cosa, che non vedete me questo rabato. Non vedo se la tua gente non si fa. No, no. Poi si potete scommettere tutto su di questo. E a corpos de poete e ci gusti zorre mia e che pane vintulau te fai io sabressone, te fai io sabressone. Sette e ci vuole zorre mia e fai io sabressone e che pane vintulau e a corpos de poete e a corpos de poete.
Questo è il quinto appuntamento che facciamo a casa da Pra del gruppo di artisti informali che ci stiamo prodigando a sperimentare su tecniche che ormai si stanno perdendo, dandoci anno dopo anno un tema differente e dei materiali differenti. Quest'anno era l'anno della tegola come conduttore e come protettore. Ieri è stato il nostro più che ospite colui che ci ha costruito le tegole, che ha realizzato le tegole davanti ai nostri occhi, che ha impastato a Cazzigaus Sader per poter fare poi la massa argillosa che si va da stendere in un telaio particolare e poi tirarci fuori la tegola, che poi abbiamo messo ad asciugare nel piazzale qui di fronte, e stamattina abbiamo iniziato a lavorarci, ognuno lavorando sul tema della tegola, dandogli poi una propria interpretazione, avendo come vincolo il conduttore e il protettore, ognuno chiaramente a modo suo. Iniziamo nel 2012 con un laboratorio sulla tana cruda. Continuiamo sempre utilizzando per il laboratorio, con l'astrazione degli artisti, elementi che facevano parte della tradizione e allo stesso momento del patrimonio regionale. Infatti, se il primo era sulla terra cruda, quindi diciamo ispirato ai mattoni di terra cruda sull'Adiri, il secondo era sull'orbaceo, una materia che intorno agli anni 30 aveva più di 2000 produttori, che oggi in Sardegna viene prodotta da un unico produttore, con la lana di pecora che si dice venga salvata da produttori di coibentazioni che pagano la lana di 120 pecore a 30 euro, quindi insomma questo. E quindi noi facciamo un laboratorio da cui uscì una mostra appunto sull'orbaceo. Il terzo invece laboratorio fu sul sughero e sulla cera d'api, il quarto sul lino, anche questa è una materia tra l'altro vegetale che ormai non si usa più, e stavolta sulla tegola. E ieri abbiamo iniziato con un maestro tegolaio, il venerdì abbiamo iniziato con un maestro tegolaio che ha riprodotto le tegole, e molti degli artisti hanno anche cercato di fare le tegole insieme a lui, insieme alla sua Kata